Sono disperate le condizioni del bambino rimasto intrappolato domenica pomeriggio nell'auto finita nelle acque del fiume Sile a Jesolo. Si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova, dove era stato trasportato dopo essere stato liberato dal seggiolino dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Una manovra in extremis. La mamma, al volante della macchina al momento dell'incidente, è indagata per lesioni colpose. Non avrebbe riportato ferite, così come l'altra figlia. Al momento dei soccorsi, la macchina è stata individuata a circa 5 metri di profondità, poi è stata recuperata e portata a riva. Da un incidente ad un altro, una donna di origine straniera, ci sarebbe stata lei alla guida del camper che venerdì scorso ha investito e ucciso Paolo Pistolato, 63enne di Favaro Veneto, che in bici stava percorrendo Rampa Rizzardi a Mestre in direzione Venezia. Quello specchietto a terra, sull'asfalto, perso nell'impatto e ritrovato subito dopo l'incidente, e i filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli agenti della Polizia Locale di Venezia di individuare e sequestrare il mezzo, che però apparterrebbe ad un cittadino residente ad Asolo, nel Trevigiano. Da chiarire quale sia il legame con la donna che in quel tragico giorno dopo l'impatto non sarebbe scesa per prestare soccorso al ciclista. Sembrerebbe inoltre che a bordo viaggiassero con lei anche i due figli adolescenti. Secondo alcuni testimoni, la donna si sarebbe fermata brevemente dopo l'impatto, forse titubante o sconvolta e non perfettamente cosciente di quanto fosse appena accaduto, e nonostante il consiglio di alcuni presenti di recarsi alle forze dell'ordine sarebbe poi ripartita. Per lei le accuse potrebbero essere pesanti: fuga e omissione di soccorso, oltre all'omicidio stradale colposo. Subito dopo il drammatico sinistro, l'uomo era stato soccorso da alcuni passanti e poi dai sanitari del SUEM 118. Nonostante gli sforzi, il 63enne è morto poco dopo il ricovero per i traumi riportati nella caduta. Gli inquirenti stanno completando la ricostruzione per stabilire ogni responsabilità.